Mandi e bentornati col notiziario per Furlan di Telemare. Voi attornin avec lì al direttore della rivista La Patria del Friul, Andrea Valcic. Buondì, bentornato. Buondì a tutti i telespettatori. Allora, lui tornato a clamare per favela di una novità, la editoriale, che però di solito è una novità editoriale è una bella notizia. Questo caso invece viene favela di un TAI. Tal senso, vi ho adesso lì sulla tavola, avem La Patria del Friul, la rivista che vi ho già presentato qualche puntata in daur, si muove che era, quindi una bella rivista a colors di una trentina di pagine, e che è, che non è che sia di brutta per l'amor di Dio, però ha avuto una cura dimagrante, no di poco. Si è capitato. Beh, dite così, mi sembra che è come spararsi un tic talisbalis, no, no. Allora, è una roba differente e sicuramente, come che tu dicevi tu, Michele, è stata una necessità, e dopo vi darò il perché. Però l'atteggiamento, lo spirit con cui vi fatto queste nuove veste grafiche è di sicuro un spirit di avanguardia. Cioè, sono due prodotti, basta sapere di appunto il colore bianco e neri, differenze. Però, disin che dalla necessità, dalle sante scugne, ha vinciato la forza per gli essi propositivi. Che è succeduto in pratica? In 2 anni la regione ha tagliato, svissato il contributo sulle editorie in Furlan dai ens primarios e la Patria del Friul è un dei vot grops che sono considerati di primaria importanza dalle regioni stesse per la diffusione dal Furlan e della cultura furlane. Dicevi che in 2 anni il taglio è stato complessivamente dal 60%. Vince l'anno passato e chi sta proprio tra l'altro senza visa di colp dal 40%. Pensai che se la crisi dall'editoria da certe stampate è una crisi che tocca tutta l'Italia, tocca anche il Friuli, è una crisi profonda come crisi induce i settori per un'iniziativa come la nostra per un gruppo editoriale che si basa sulla forza degli abbonamenti, sulla forza dei suoi lettori, in pratica già oggi il 60% in 2 anni di contributi aveva voluto di Sierra. E invece Osinchi è in maniere propositive perché ha vendite. Bon, altri tagliais i fondi e noi altri replichino, come dicevi prima, in maniere propositive, ma non come tiransi in daur, cioè mettinsi in trincee. No, si improns di queste trincee a salta fuori di nuovo, e l'aveva infatti. Dopo la decisione di passare al bianco e neri, con la prossima settimana sarà già il terzo numero che avvenirà fuori in queste nuove veste grafiche. Spendendo speraulis o crot, no? Sì. Se tu vuoi sulle veste grafiche, perché sono due, secondo me, i canali su cui queste resistenze si è incanalate. Uno è proprio il progetto grafico che ha una sua dignità, ma non dome, ha una sua storia, un suo parcè, e dopo la questione dei contenuti che evidentemente in un giornale sulle carte stampate vanno in denante un donge che l'altro, insomma. Sì, di fatto ha dà una struttura grafica che riguarda che dai giornali di tanti anni in da ora, magari dai anni fino agli anni 30, 40, più o manco. Allora, sì. E chi sta varrà sicuramente un par sé, no? Sì, Allora, ha un parcè che è stato in tante disinle, che è stata proprio un'idea meravigliosa, secondo me, una grande idea di Dre Venier, che ha detto in tal momento che ha vinto di rispondere a queste provocazioni, perché Clamille com'è che sta veramente la questione a queste provocazioni, da ragione rispondendo con
con forza, con coraggio, ma anche con l'intelligenza e con la capacità innovative. E allora si è pensato, avviodisi, i primi numeri da patria, che dal 1946, quando Felix Marchi e i suoi collaboratori hanno cominciato a mettere donge questo giornale Dut per Furlan e che in quel periodo lì, subito dopo la guerra, era veramente un alc di speciale, non dove perché metteva donge intellettuali furlans che si esprimevano per Furlan, ma perché erano voci libere in un momento particolare da storie da nostre tiare, quando si stava decidendo se appunto il Friuli sarebbe stata una regione, la sua maniera di mettersi donge dal punto di vista istituzionale. Dicono che era un strumento di gran dibattimento, uno strumento importante per le politiche e per la cultura di quel momento lì. Un momento importante, dicevi, anche per la nostra int, per il nostro popolo, e quindi tornare a pensare dalle nostre lidris per rispondere alla provocazione di UE, insomma, aveva già una risposta importante. Una risposta importante anche perché ci permetteva di, non là, io ho scritto al primo editoriale, dal primo numero, di non là col ciapiello in mano, di Gnuffa la regione Avaì a dire se voi non idee si base allora tutti i robis furlanis a coli che avrei fatto comodo a tutti che dicono che ogni robe furlane le ha della cultura furlane le ha delle storie furlane se non hai contributi da regione non va in denante no abbiamo dimostrato, stiamo dimostrando che si può là in denante alle stesse maniere, anzi con un progetto, come dicevi prima, di avanguardia, con un progetto dal punto di vista grafico che è stato considerato veramente, a me, un ritorno al passato, ma al ciappe dal passato, di ieri per cialà il di domani. Un'altra roba, scusa, che secondo me è un errore importante, quando vi dite non la rincul ciapiello in mano, null di che noi altri non pretendiamo che la regione faccia il suo dovere. Cioè, quando la regione e le sue istituzioni ha deciso che la patria del Friuli, insieme agli altri gruppi, sono importanti, fondamentali per la diffusione della cultura furlana, e dopo dice, sì, se sono importanti, però io non vi do la possibilità di poter esprimersi, va quintri, c'è che ha già deciso. Si dice, si decide che la cultura furlana è una roba importante, che vale la pena di tutelare da bande di istituzioni, se no no. Inutile magari metti un pari iscritti e dopo la salo lei, no? Ma io so benissimo che questo è un periodo di par condicio e che non si può fare non di politiche, però ho credo che ogni telespettatore vedi viodut, sintut che duce in quel momento non massa di la verità a fevelin di robis furlanis, ma nessun concretamente dopo a dice che a voi di fare. Secondo me il rischio che più grande è non dome sui prodotti culturali tipo i giornali, ma proprio il prossimo attacco sarà che al monte da scuole all'insegnamento del Furlan, disint con le scuse della crisi che non sono base o che i base avranno dopras per robe più importanti secondo loro naturalmente e Vioderince che faranno i progetti e i programmi per la lingua furlana e per i fruttins. Sì, le DD che anche in tempo, quando la crisi non era così forte, comunque in tutto caso critiche sul fatto di dai bes per il Furlan, quindi è una costante da politica, anche al fatto che ogni tornata elettorale ha un slogan, il Furlan, la cultura furlana, nessuno le contri. Dopo basta tirare la sengla, no? Sì, infatti bisogna queste coerenze che abbiamo domandato anche all'assessore competente, una coerenza di comportamento. Abbiamo fatto l'assemblea dei Stati Generali da Cultura a Udine in cui sommava di essere di fronte a un dato reale, cioè a un fatto concreto che mangiava in base, no? Allora noi abbiamo detto, disegno troppo che in maniera che arrivino a organizzarsi, che arrivino a mettere donge e farci diversi per poter la indenante, ma no, queste robe che insomma è più un, non sai,
si vede che non è tanta la mentalità di Furlan, ma non sai come si dice per Furlan imboscata, ma però il risultato è che si inizia dal di da un dia che l'altro proprio scuviarsi e allora abbiamo dovuto pensare in che maniere rispondi. Sì, come mi permette una riflessione, qualche giornata in da ora e non sa lasciare la signora Thatcher. Pare è, magari passò filosofia, e avrei detto, se una roba non sta in pista di bessola sul mercato, non ha magari senso di esistere. Ma si può di appartare questo ragionamento in un posto come il Friuli e non dome, dove che se non fosse un intervento da istituzione, tanti robi che partono davanti alla cultura locale non potrebbero stare in nessuna maniera sul mercato. Vabbè, ma io su questo, allora, prima di tutto io sono contrario, perché mi visi la maniera con cui la Thatcher ha trattato la questione irlandese, la questione scozzese, ormai è morta e non si fa bene mal dai Moas a dire, ma quindi par di che sono contrario a tutti i robe che ha fatto la Thatcher, però su questo concetto che un'impresa si sta in pins con i suoi giambi, sì, io sono abbastanza d'accordo, però allora questo è di essi un concetto che vale per tutto. E l'editoria, dicevi prima, che secondo me ha la comparazione giusta di fare, le editorie italiane non sta in pins, non sono i contributi dal Stato rispetto all'acquisto dalla Charte o dai... perché il mercato ogni tanto a scugni ve anche il contributo, gli odori dal Stato in determinati settori. È vero che noi partiamo con questa idea di contare sulle nostre sforzi. Infatti il primo obiettivo che abbiamo dato proprio in queste grandi, secondo me, iniziative che abbiamo fatto al Visionari a Udin dal mese di febbraio per presentare proprio il nuovo formato della rivista è stato quello di lanciare la campagna per i 500 abbonati, per i news abbonati. Quindi in ultima analisi sono i nostri lettori che sono la forza viva di questo giornale. Si potrebbe anche farlo venire a ciclostil. Cioè, il titolo alle scritte non vin pore, no? Non vin pore vuol dire sapere le possibilità che se per esempio non si più in grado di fare anche queste robe qui, perché la situazione si presenta in una certa maniera, o torniamo a fare il ciclostil. Non è che ne copino le idee o le robe che avevano di dire alla nostra int perché a in i base. Però noi altri la vis ai gestori dalla cosa pubblica e tra l'altro scusatemi ma con gli esempi ultimi che sono venuti fuori proprio dal Consiglio regionale rispetto alle spese, se non hai voglia di entrare in questa questione qui dopo tagliare che portano in tenanti invece cultura e l'interesse della int mi sembra veramente una vergogna. Sì, tornando un momento al stile grafic nuovo che è stato scelto, sicuramente è unico perché magari qualche sera di rivoluzionare, di rinnovare, pensa a rivoluzionare importante anche di nuovo, invece tornando in da ora, è una roba abbastanza forte come scelta. Quali sono state le reazioni magari dei lettori? Vedo che si al numero quasi. Sì, allora, ho detto adesso una roba prima per sottolineare che tu devi tu. Tornare al passato, tanti svolti, sale un fatto rivoluzionario. Noi dite che sempre c'è che passa come contemporaneità o modernità sia di un fatto che risulta invece lui rivoluzionario. Tornare a questo tipo di grafiche vuol dire confrontarsi sui continuous. C'è succede, io faccio spesso questi esempi qui. Questa io la considero una bella rivista e ieri considerata anche talmente dai specialisti, non come dei nostri lettori, uno degli esperimenti graphics più bei degli ultimi anni, cioè una rivista portata anche a livello italiano, europeo, anche come esempi di Biel, non come Biel, ma proprio un risultato che poteva essere tutto a pari con
sia per il formato, per l'impostazione, per l'impaginazione. La si sta ai contenuti che dopo io trattengo di un'altra banda, anche se è sempre il amp tra... Cioè, una bella rivista, questa è considerata di tutto, la più bella che fosse a Tor, anche rispetto a che italiani, e dove con la particolarità di essere scritte tutte per Furlan. Che succedeva? Questa talmente bella e tu lo potevi sviare come in un salotto, no? Tu la mettevi, tu la appoggiavi lì, IRBL, di consultare, tu avevi tanti robis dentro, si presentava l'immagine dal Friuli di un Friuli moderno, calcres, che va in denant, una prospettiva così proprio di sviluppo. Che succede? Che no, sta vivendo questa fase qui il Friuli. Quindi, in ultima analisi, queste belle riviste non corrispondono alla situazione di crisi che si sta tenendo denante. La situazione di crisi ha scugni una risposta che sedi austera. Austera che ha già via il diplui, anche se le bielle il diplui tanti svolti, per tornare all'essenza dell'irrobis. E l'essenza dell'irrobis è che è un momento difficile e il Friuli non si sente pronto con la sua classe politica, con la sua classe dirigente, con i suoi restanti, a rispondere a questo momento storico. Per rispondere a questo momento storico si scugna tornare un momento a ragionare sugli robis. E ragionare sugli robis significa fare degli articoli che non sono più come la presentazione di quel che avviene intorno, ma la Ciril, perché dice che succede in robis e bisogna fare in che maniera muoversi per risolvere le questioni. E questo è il rapporto tra forme e contenuto che è l'importante sempre. Mi interessava di sapere le reazioni alla forma, no? Nel senso, veduto che è così rivoluzionaria, no? Sì, allora... sono stati positivi, negativi. Allora, da quando già gli primi, quando è stato mostrate le forme grafiche a Milano, per vedere il lavoro da Milano, cioè dalla culla proprio, no? Da grafiche italiane, è piaciuto. Ma io credo che la risposta migliore sia stata al fatto degli abbonamenti, che noi altri abbiamo avuto, sia per solidarietà, perché bisogna dirlo anche questo, magari il piacere di più prima, però dice, va buono, però a in denante, quindi sostenere la rivista, il giornale come che è fatto, come. Però noi altri abbiamo questo aumento esponenziale dagli abbonamenti. E sono ridotta, è stata anche una risposta dalle istituzioni, noi altri dal numero che viene fuori la prossima settimana, di ringraziare all'iniziativa dal 3 di aprile fatte con il sindaco di Udine, con la giunta che ha deciso di dare un aiuto, no? Al momento difficile da patria. Abbiamo portato il 3 di aprile la patria dalle scuole, è un bel risultato anche questo. Non tanto per il fruttin che sicuramente servirà per viodi che per Furlan si cercare di tutte, no? Dome di qualche roba più illimitata dall'ambiente scolastico, ma soprattutto portarlo tali famiglie dai frus che avviano un prodotto, un alche che viene fuori dal Friuli e che nonostante, ripeti, nonostante la crisi, ha rispinto la crisi in maniera positiva. Quali sono il significato magari dal cambiamento del sottotitolo, nel senso che lì si torna, no? La versione invece so dal titolo della rivista era scritto per un Friuli per lui Furlan, come si passa a Sfuei mensile indipendente. Allora, per un motivo semplicissimo, perché chi riprende proprio la prima testata da patria. E ho creduto anche, ma tu mi hai fatto ragionare tu in questo momento, che Sfuei mensile indipendente ti dà l'idea dal giornale, dal Sfuei, più che dalla rivista, da un punto di vista proprio grafico, e ribadì, mensile è la periodicità, ma il Sfuei, ma sono ridotte l'indipendente, cioè tal senso che in un momento anche di confusione generalizzata
da situazioni politiche, ribadì la nostra indipendenza, che è soprattutto non tanto un'indipendenza dai partiti, perché questa è sempre stata, ma indipendenza di pensiero, indipendenza di analisi e anche indipendenza economica. Questo secondo me è un lavoro importante. Ma questo è un aspetto che aveva magari si chattava dal Friuli di Ir, quando lava fuori la rivista in questa forma e che dopo sia perduto, nel senso il fatto di essere più indipendenti di CAF magari. Ma io credo che sia collegata a quel che ti dicevi prima. Se noi altri abbiamo bisogno, degli articoli che sedin un passo in denante, no? Che quindi arrivino a entrare tali problematiche, se cominciano a dire anche in che maniere ragionando di furlan, per furlan affrontare i problemi, è evidente che il contenuto corrisponde, no? In qualche maniera a queste necessità di analisi e di impegno. E soprattutto che il concetto di sobrietà, no? Ecco, per esempio, la prima roba che un a Paul Viodi, al di là del colore, è che in un formato del genere le fotografie non stanno, no? E questo è un peccato, perché tanti volte proprio le foto arrivano a esprimere un atto di più. Ma la parole scritte, però, resta più di una foto, cioè la foto illustra una situazione, le parole illustrano il pensiero. E allora in questo momento noi altri non abbiamo bisogno tanto di fotografare la realtà, scusami il gioco un po' di parole, non abbiamo bisogno di fotografare la realtà, ma di entrare dentro la realtà. Entrare dentro la realtà perché è una realtà che scugne un tipo di risposta che gli altri, che hanno un modo di ragionare tagliano, centralista, non arrivano a dare. Cioè la mancanza di strategie, no? Che esiste in questo momento qui sulle questioni furlane è tremenda. E noi affrontare il problema strategico e quindi scominciare a pensare, analizzare le situazioni è drammatico per la nostra int, per il nostro popolo. E invece noi altri dobbiamo tornare su quel filone. Sì, come tu hai parlato verbs come pensare, analizzare, progettare. Per qualche don che sia espremuto così, tutto questo è una cazzata, no? Sì. Ecco. Ma questo è un po' che fa scolare i bracci, no? Al manco per cui che si impegna e che pensa di fare anche per il Friuli e dopo... No, ti fa... più che colare gli sbagli si fa girare i balli, no? I bracci. Sì. Ma invece io dopo che il termine lì che è più reale. No, perché ho creduto che se di proprio l'atteggiamento che qualcuno dei nostri, che la maggior parte dei nostri sorestanti di una banda e di che altre hanno su tutte le questioni furlane, non come sulle lenghe, perché la lenghe è la ponte, la spina che viene fuori di un problema più grande. Loro che tipo di sorestanza commette un errore fondamentale, avviò la lingua come un fatto culturale e noi invece come una rete, una placenta, un'altra tendonge, un modo di essere, di pensare, di essere dal passato, di essere dal presente, per essere dal domani. Cioè la vedono come una sovrastruttura. Invece della lingua, secondo me, è proprio che ti dicevi prima un po', queste placente che ammette donge duce gli aspies da questione furlane, aspies che non sono dome di storia, di cultura, ma sono di ambiente, sono di lavoro, sono di un popolo che ha di fronte a sé un momento difficile, drammatico. Qual è la roba più importante per un popolo in un momento difficile di crisi, se non la sua unità per affrontare queste problematiche? Ma chi non vuol dire si arrasse? Nel senso di è una placenta che si siara. Allora, che se tu fossi su una trasmissione partagliando, tu diresti prima, adesso faccio la figura dell'avvocato del diavolo. Vonde, non è di sierarsi. Noi altri, i furlani, non sono mai stati sierarsi. Sale un popolo e lo dimostra la sua storia, proprio, che è una storia prima di tutto europeana dal patriarcato e chi non vuol dire fa nostalgia. No, non si sierarsi e io sono estratto di sentirmi di vuol dire sierarsi. Non si mai stas sierarsi. Anzi, purtroppo, ogni tanto si sta maseviarsi.
Bene, allora con questa riflessione si arriva una puntata di VE e us la segna a casa al tempo per là magari sul sito da Patria del Friul che è www.lapatriadelfriul.org e potete dare un'occhiata a qualche articolo da edizioni passate e magari anzi facendo una marcota abbonarsi magari. Non sta dicendo così, abbonarsi, che lei... Ma è la crisi, no? Vabbè, ma si risparmia, si sparagna su altri robis, no su queste che sono importanti. Benissimo, allora con questo invito us ringraziamo per essere stati con noi e us disegno mandi. Mandi a doccia.